Ed ecco la situazione meteorologica. L'approfondimento di un vasto sistema depressionario al largo delle coste portoghesi favorisce l'espansione di un promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo nella prima parte di questa settimana, ma purtroppo sulla Liguria arrivano infiltrazioni umide tra Alto Tirreno e Mar Ligure che porteranno nuvolosità variabile. Col progredire della giornata, nuvolosità alta stratificata in aumento a ponente in estensione ai restanti versanti nelle ore pomeridiane, infine nuvolosità bassa in sviluppo davanti alle coste del Savonese e Genovesato, in alternanza periodi caratterizzati da più ampie schiarite sia nel corso del pomeriggio che in serata, cieli velati invece altrove. Venti in rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali con mare poco mosso, quasi calmo sulle coste del Savonese occidentale. Temperature massime in generale aumento fino a 20 gradi. Per domani, martedì 11 novembre, la Limete prevede nuvolosità bassa anche serrata sul settore centro-occidentale, possibili piovigini o deboli piogge più probabili nella seconda parte della giornata sulle coste savonesi. Periodi soleggiati più prolungati su Spezzino nel corso della giornata. Venti deboli al più moderati da sud-sud-est con locali rinforzi nel corso del pomeriggio davanti alle coste del Tigullio e Golfo di Genova. Mare generalmente poco mosso, localmente mosso al largo delle coste di Medio Levante e temperature minime in aumento, specialmente nelle aree interne, e massime stazionarie.